Si procede adesso con la premiazione per le eccellenze dell'Ateneo. Il primo riconoscimento che questa realtà accademica intende sottolineare va alla partecipazione istituzionale, alla vita, al governo d'Ateneo e dunque all'impegno civile degli studenti che dello stesso sono parte integrante. Chiamo sul palco Alice Buosi, Presidente del Consiglio degli Studenti. Invito il magnifico Rettore a consegnare il riconoscimento ad Alice, che poi prenderà la parola. Questo è il riconoscimento che diamo a Alice Buosi, Presidente del Consiglio degli Studenti, ma che va simbolicamente a tutti i rappresentanti degli studenti nei corsi di laurea, nei dipartimenti, in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione. Sono 103 i rappresentanti degli studenti nei diversi livelli di governo dell'Ateneo e questo attesta in modo significativo il nostro riconoscimento alla partecipazione istituzionale e anche un segno del riconoscimento e dell'apprezzamento della partecipazione democratica al governo dell'Ateneo. Grazie Alice. Magnifico Rettore, care studentesse, cari studenti, autorità tutte, signore e signori. Sono onorata di ricevere questo premio che è un riconoscimento alla partecipazione alla vita e alla gestione dell'università, che è stato dato a me come Presidente del Consiglio Studenti, ma che va in realtà a tutti i rappresentanti. Per questo desidero condividerlo con gli studenti, iscritti o già laureati, che negli ultimi 5 anni hanno dedicato molto impegno e molto del loro tempo alla rappresentanza studentesca all'interno del nostro Ateneo, in questa difficile e delicata fase che segue l'entrata in vigore della riforma. Credo sia importante sottolineare tutto ciò perché chi si è messo in gioco ha saputo comprendere che frequentare l'università non significa solo apprendere nozioni, ma significa anche viverla come un'esperienza di crescita unica da ricordare per sempre. Per noi l'università è una piccola società di cui ci sentiamo parte attiva e alla cui vita democratica partecipiamo in modo propositivo e competente. Siamo consapevoli che il nostro contributo è fondamentale e ci impegniamo con l'obiettivo di apportare dei miglioramenti per la nostra generazione, ma non solo. In un'ottica di solidarietà, ciò che desideriamo è lasciare un'università migliore agli studenti che verranno. Vogliamo inoltre che la collaborazione nata già da un paio d'anni con il Consiglio degli Studenti dell'Università di Trieste possa continuare e rafforzarsi sempre più, arrivando alla creazione di una fitta rete in Friuli Venezia Giulia che ci permetta di coordinare al meglio tutte le nostre attività e iniziative nella gestione della vita studentesca all'interno delle due università. Sono orgogliosa di poter dire che da 3 anni questo fine comune è stato perseguito, anche con una stretta collaborazione tra gli studenti di tutti e 5 gli enti di alta formazione della Regione, le 2 università, i 2 conservatori e la Sissa. Ecco perché ritengo che questo premio sia anche per tutti loro e ci tengo a ringraziare il Consiglio degli Studenti dell'Università di Trieste per la loro presenza in questo teatro oggi. Questo riconoscimento, quindi, va condiviso anche con gli studenti che, pur non essendo rappresentanti, sono ora coinvolti nelle commissioni di assicurazione della qualità del nostro Ateneo, con gli studenti impegnati nel tutorato, con coloro che, nell'arco degli ultimi anni, hanno preso parte ai movimenti, contribuendo a far crescere quel senso di appartenenza che molti di noi sentono, con le associazioni studentesche che, tramite le proprie attività, hanno sensibilizzato la comunità anche su temi e argomenti all'apparenza non strettamente accademici, ma che comunque rientrano nella missione che la stessa università ha e che anzi la rafforzano, ossia trasmettere cultura e accrescere la società dal punto di vista civile e umano. Infine, questo premio va anche a quei tecnici amministrativi e a quei docenti che negli ultimi anni hanno saputo ascoltare gli studenti, dimostrando grande impegno e grande spirito di responsabilità e collaborazione. La nostra rettrice, la professoressa Cristiana Compagno, sta per concludere il suo mandato. Questa inaugurazione mi sembra un'ottima occasione per salutarla e ringraziarla per il suo impegno e la sua dedizione in un periodo storico così complesso,
nel quale molte energie sono state spese per contrastare la folle politica di screditamento dell'università pubblica messa in atto dal penultimo governo e mai mitigata dall'ultimo. Pur avendo avuto posizioni non sempre condivise sulle politiche universitarie, la rettrice ha dimostrato grande sensibilità nei confronti degli studenti, grande attenzione alle nostre esigenze e costante disponibilità al dialogo, al confronto, all'ascolto, qualità che per noi sono essenziali per una figura come quella del rettore e per le quali a lei va la nostra stima, il nostro rispetto, il nostro affetto. Quest'anno, per concludere il mio intervento, non posso semplicemente augurarvi un buon anno accademico. Ciò che mi sento di augurarvi è innanzitutto che coloro che avranno presto in mano le sorti dell'università italiana si dimostrino capaci di compiere scelte lungimiranti, che trovino il coraggio di uscire dai binari finora percorsi, tornando a credere nell'università e a considerarla un investimento per il futuro dell'intera società. Ci aspettiamo che i prossimi governi, sia nazionale che regionale, dimostrino la volontà politica di puntare sull'università, finanziandola in modo adeguato, garantendo il diritto allo studio e sostenendo le strutture che se ne occupano. Ci aspettiamo che le necessità del mondo accademico siano rispettate e che si smetta di credere che investire nell'università pubblica sia uno spreco di risorse. Ci aspettiamo che le scelte politiche del nuovo Ministero siano frutto di un ampio dibattito e siano quindi condivise con tutti i soggetti che animano e vivono l'università italiana. Se tutto questo avverrà, potrà davvero essere un buon anno accademico per tutti. L'Università di Udine oggi premia anche i migliori studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea triennale dell'Ateneo. Consegna i riconoscimenti il magnifico rettore e stanno per salire sul palco, dove si fermeranno per la foto corale e ritirano quindi il premio per i corsi di agraria: Stefano Ciani, Deva Depra, Silvia Parenzan, Marta Toffoli. Consegna alla direttrice generale dell'università. Per i corsi di economia, Tommaso Alba, Roberta Tocchette, Anna Tolotto. Per i corsi di giurisprudenza, Giulia Pividori. A consegnare i riconoscimenti anche la direttrice generale dell'università sul palco. Per i corsi di ingegneria, Daniele Dalfarra. Maurizio Dallava. Andrea Ferrario. Giulia Grion. Marco Pretto. Per i corsi di lettere e filosofia, Camilla Dadalt. Giulia Fedrigo. Marco Catenacci. Per i corsi di lingue e letterature straniere, Raffaella Brigio. Medea Santonocito. Chiara Spizzo.
Jessica Vignotto. Per i corsi di medicina, Caterina Bitolkoska. Ilaria Borgolotto. Marila De Luca. Anastasia D'Orlando. Roberta Felicetti. Annalisa Iannella. Luna Pascoli. Francesca Magaton Rizzi. Per i corsi di medicina veterinaria, Valentina Noal. Valentina Zamarian. Per i corsi di scienze della formazione, Matteo Polo. Per i corsi di scienze matematiche, fisiche e naturali, Michele Bizzocca. Carlo Scarpa. Sonia Zorba. Complimenti ai ragazzi. La premiazione avrebbe dovuto farla il direttore generale del Ministero, il dottor Daniele Livon, che poi è stato all'ultimo momento trattenuto a Roma, ma ha voluto mandare un messaggio e un particolare messaggio agli studenti. E dice: un particolare augurio e le mie più sentite congratulazioni agli studenti che oggi avrei dovuto premiare per gli ottimi risultati ottenuti. Un premio importante per loro, per le loro famiglie e anche per l'Università di Udine. Ogni premio ottenuto è anche un'attribuzione di maggiore responsabilità e uno stimolo per il futuro. Con affetto e stima, un saluto a tutta la comunità universitaria dal direttore generale del Ministero. Però questo è un atto di responsabilità, un momento di più di responsabilità e impegno, e complimenti davvero e congratulazioni a voi e alle vostre famiglie per il vostro impegno e per la vostra bravura. Grazie. Eccoli qui schierati sul palco per la foto di gruppo, i migliori studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea triennale dell'Ateneo. I ragazzi lasciano il palco e noi continuiamo con le eccellenze scientifiche dei più giovani dell'Università di Udine. A loro infatti vanno oggi i riconoscimenti importanti istituiti con il prezioso supporto e sostegno della Fondazione Krupp,
eccellenze rappresentate da quei giovani ricercatori non strutturati, dottorandi e assegnisti di ricerca che hanno contribuito significativamente attraverso pubblicazioni di elevata qualità e contenuto altamente innovativo all'avanzamento scientifico nel proprio settore di appartenenza, oltre che alla conseguente visibilità nazionale e internazionale dell'Ateneo. E io prego il dottor Lionello D'Agostini, presidente della Fondazione Krupp, di salire sul palco per la consegna dei premi, insieme al Magnifico Rettore. A ritirarli per Scienze dell'Ingegneria Industriale e dell'Informazione Eleonora Aneggi, coautrice di un articolo sulla rivista internazionale Catalysis Today sul tema dell'ossidazione catalitica del particolato sottile, argomento di grande importanza per diminuire l'impatto ambientale della combustione dei motori diesel. Cinzia Battistella, coautrice di un articolo sulla rivista internazionale Technological Forecasting and Social Change sullo sviluppo di una metodologia innovativa per l'analisi del portafoglio di prodotti in sistemi complessi. Olga Rovenskaya, coautrice di un articolo sulla rivista internazionale Computer and Fluids, in cui l'equazione cinetica di Boltzmann viene applicata al problema della modellizzazione dei flussi turbolenti e instabili per applicazioni quali il rientro in atmosfera, il volo ipersonico e i flussi in micro o nanodispositivi. Giovanni Totis, coautore di un articolo sulla rivista International Journal of Machine Tools and Manufacture, in cui viene descritto lo sviluppo di un nuovo dinamometro per misurare la forza di taglio in operazioni complesse di tornitura, per ottimizzare e monitorare le caratteristiche degli utensili coinvolti. Per Scienze Agrarie e Veterinarie, Mirko Corazzin, coautore di un articolo sulla rivista internazionale Meat Science riguardante gli effetti dell'aggiunta di semi di lino nella dieta sulla quantità e qualità della carne prodotta da giovani tori, con l'obiettivo di migliorare le caratteristiche nutrizionali della carne stessa e renderla quindi meno dannosa per la salute. Guido Fellet, coautore di un articolo sulla rivista internazionale Chemosphere riguardante lo studio degli effetti dell'applicazione del biochar per limitare in modo significativo la mobilità degli inquinanti. Penelope Zanolli, coautrice di un articolo sulla rivista internazionale Agricultural and Forest Entomology, in cui analizza il ciclo vitale di un insetto parassitoide che può aiutare a tenere sotto controllo una cicalina che causa danni sulle viti. Per Scienze storico-filosofiche, pedagogiche e geografico-politiche, Manuela Farinosi, coautrice di un articolo sulla rivista internazionale Cognition, Communication and Cooperation, in cui si analizzano le dinamiche di controllo dei contenuti e della privacy nel web 2.0, per evidenziare come i social media richiedano nuove dinamiche di controllo orizzontale. Per Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Maria Tognan, coautrice di un articolo nel volume Identities in Transition in the English Speaking World, in cui, partendo dall'analisi testuale di un romanzo dell'autrice canadese Janice Kiefer, fornisce un contributo molto originale al discorso sulla scrittura delle minoranze etniche in Canada.
E ancora una foto corale sul palco del teatro per bloccare in un fermo immagine il risultato di anni di studio e di ricerca. Oltre al merito, oggi l'Università di Udine vuole anche premiare l'impegno sociale e il volontariato dei suoi studenti, in questo caso degli specializzandi di medicina, protagonisti tra l'altro della mostra fotografica, non solo dottori, specializzandi che viaggiano, medici che crescono, che sarà inaugurata proprio al termine della cerimonia negli spazi di questo stesso teatro. Una mostra contemplata nell'ambito del Vuliso Project, il progetto di collaborazione e sviluppo internazionale nato tra le sedi del Segretariato Italiano Studenti di Medicina di Udine e Modena, che sostiene con risorse umane e strumentali il potenziamento dell'assistenza sanitaria di aree profondamente disagiate dell'Etiopia. Chiamo dunque sul palco il dottor Stefano Parlamento, specializzando in medicina d'emergenza e consigliere dell'Associazione Specializzandi di Udine. Oh, grazie. Inizio a maggior ragione con un grazie al Rettore, la Professoressa Compagno. Un grazie anche alla Dottoressa Croatto per l'organizzazione della mostra e per questa giornata e l'opportunità di essere qui. Ovviamente anche all'Università, in particolare alla Facoltà di Medicina, e agli sponsor che ci hanno aiutato non poco in questa organizzazione. Un grazie che non viene da parte soltanto mia o di chi 8 anni fa, assieme a me, da studenti, ha fondato il progetto a cui è dedicata la mostra. Viene in primis da tutti gli studenti, adesso sono circa 150 che sono partiti per l'Etiopia e per la Tanzania, grazie al Vuliso Project, per fare dei tirocini in ospedali, di QAM Medici con l'Africa, con l'ONG di Padova che gestisce gli ospedali con cui collaboriamo. In particolare porto i saluti e i ringraziamenti di Don Dante Carraro e del dottor Fabio Manenti, che sono il direttore e il direttore dei progetti del QAM. È un grazie che viene dagli studenti che stanno portando avanti il progetto, in particolare Elisa Fontecedro, che è la coordinatrice dello staff che conduce quest'anno il Vuliso Project, e quindi un grazie a tutti quelli, decine e decine di persone che in Italia in questi anni, tutte le facoltà di medicina hanno partecipato, hanno collaborato in qualche misura con il Vuliso Project. È un grazie da parte degli specializzandi che ho la fortuna di rappresentare in questa sede. Quando siamo partiti 8 anni fa eravamo in 5 studenti di medicina, siamo partiti in maniera piuttosto, come dire, imprudente, ma tutte le persone che ho citato fino a qua, e sicuramente me ne sono dimenticata qualcuna, devono essere persone che rispetto alla citazione del video che è stato mostrato prima hanno sicuramente avuto la capacità di credere nella bellezza dei propri sogni, perché il Vuliso Project è diventato un modo per imparare molto e per coinvolgere moltissime persone. È stato portato in tutta Italia, è stato portato e presentato in svariati paesi del mondo, credo tra 2 settimane verrà presentato a Boston, alla riunione mondiale degli studenti di medicina. Ci ha dato la possibilità non solo di mandare studenti di medicina per fare dei tirocini, ma di realizzare molti progetti, il più grosso dei quali finanziato tra l'altro dalla Regione Friuli Venezia Giulia e in cui la Facoltà di Medicina e l'Università hanno partecipato attivamente, che ha riguardato la salute materno-infantile del distretto di Vuliso in Etiopia, altri progetti per la formazione del personale locale, infermiere ostetriche, altri progetti che hanno riguardato la formazione in ecografia clinica, l'ultimo dei quali l'anno scorso in Tanzania. Abbiamo coinvolto una quantità di persone credo non quantificabile, abbiamo organizzato corsi in ogni ambito, siamo stati alle sagre, nelle chiese, nelle università di tutta Italia. Una delle cose che abbiamo imparato
e che sicuramente quando si inizia a studiare medicina non si sanno o non ci si pensa facendo i corsi di salute globale, anche grazie alla collaborazione del professor Barbone in particolare, è che nel mondo i malati stanno da una parte e i medici stanno da un'altra. Prendere degli studenti di medicina, dei neolaureati, e dar loro la possibilità di andare dalla parte sbagliata del mondo non ha il significato di convincere giovani medici a dover non lavorare qui ma in Africa. Ha il significato di farli tornare qua e guardare tutto ciò che fanno come medici, come studenti di medicina, in maniera diversa, che significa, e questo è il senso del titolo della mostra fotografica, che è dedicata in parte al progetto, poi in realtà coinvolge anche le esperienze di altri specializzandi, che per gli studenti di medicina non si deve essere solo studenti di medicina, ma futuri medici, e per i dottori il messaggio del Woliso Project è che non bisogna mai essere solo dottori. Grazie.